non avere lavoro è uno dei temi di depressione più grande per l'essere umano, quindi se davvero noi adottiamo l'ottica della risorsa, la risorsa implica il saper vedere quelle che sono le differenze e saperle utilizzare al meglio, non soltanto uniformare un progetto già definito. Per questo ci vuole che aziende ed istituzioni educative, ecco, più che una massificazione, pensino proprio a un riconoscimento di qualità. Sull'interfacciarsi con la pubblica amministrazione, sul ricevere credibilità dalla committenza, ma senza nessun motivo specifico, per il semplice fatto di avere 30-35 anni, difficoltà nell'interagire con committenze importanti, difficoltà nell'avere fatturati che non è possibile avere. Le difficoltà sono globali, ma questo non ci scoraggia, questo non ci sta impedendo di andare avanti e di iniziare ad avere già dopo pochissimo tempo dei riscontri tangibili di quella che è la nostra attività. Il Nord-Est, e il Veneto in particolare, esporta più laureati di quelli che importa. Detto in altri termini, formiamo il capitale umano, ma poi questo capitale umano va a creare valore al di fuori della nostra regione. Questo in sé non è un problema se mentre esportiamo i nostri laureati ne importiamo altri. Purtroppo questo non succede. Aziende e istituzioni educative, regione, migliori si diventa. Ha voluto raccogliere tutti in una tavola rotonda che per una volta li ha messi alla pari, tutti chiamati a restituire suggestioni, buone pratiche, intenzioni che insieme in questo percorso a 7 tappe sono state costruite. Siamo entrati con tutto il nostro portato, stasera l'ha detto bene uno dei nostri ospiti, ma ormai diciamo uno dei nostri partecipanti, una parte della comunità. Paolo ha detto: noi qui abbiamo un filtro, no? Entriamo e abbiamo uno zaino carico. Ecco, lo zaino per andare in montagna deve essere, io sono una donna di montagna, deve essere leggero, ma all'interno di questo deve esserci tutto ciò che è necessario, fondamentale. Non ti puoi permettere di avere pesi in più, ma non puoi permetterti di affrontare la montagna senza le cose essenziali. Ecco, noi dobbiamo immaginare di che cosa avrà bisogno il Veneto nei prossimi anni. 7 appuntamenti che hanno toccato ogni provincia del Veneto, un tavolo di lavoro che ha svestito la veste istituzionale cercando anche un modo diverso di motivare educatori, imprenditori, pubblica amministrazione in questa grande sfida che ci attende. Dare lavoro ai giovani, essere competitivi, resistere al mercato, innovare, insomma crescere. Ho sentito delle storie che sono molto compatibili con la mia. Ci sono 3 milioni di euro per il colle in più rispetto al budget, ma non c'è un centesimo per i giovani. Non ci vogliono. Il problema è che, e io lo dico da felicissimo associato di uno studio di giovani architetti e designer, che funziona. La volontà era quella di far emergere il meglio da persone che in qualche modo avevano già deciso di partecipare nella loro vita, non solo come imprenditori o come persone realizzate, ma per la voglia di così comunicare, di creare comunità, soprattutto come riuscire a diventare migliori. Abbiamo 2 vie: costruire il presente e costruire il futuro. Preferisco pensare a come si costruisce il futuro rispondendo al presente, altrimenti se mescoliamo i modelli non riusciamo a venirne fuori. Migliori si diventa, vuole essere un modello che possa farci sentire anche più forti, che possa creare rete, che identifichi un campione rappresentativo nell'esperienza di un gruppo di persone che hanno scelto di impegnarsi insieme alla Regione per costruire un Veneto migliore. Se vogliamo ripensare il futuro oppure riprogettare o cambiare le dinamiche del nostro territorio, un modo efficace per farlo, o un modo alternativo, è coinvolgere le persone che ad oggi, o per motivi anagrafici o per altre ragioni di natura relazionale, non appartengono ai circuiti che veicolano le loro idee ai centri di potere, potremmo dire. Da parte delle istituzioni che diano una mano alle aziende e dare la possibilità di far lavorare i giovani
Certamente le persone che sono vicino alla pensione hanno diritto di andare in pensione, anche perché i ritmi purtroppo imposti dal mercato che ci sono all'interno delle aziende, per quanto brave siano queste persone, ma dopo 40 anni di lavoro non riescono più a poter soddisfare le esigenze. La domanda che mi pongo è: mi staranno dicendo le persone che mi parlano esattamente quello che vogliono dirmi, o piuttosto mi stanno dicendo qualche cosa per suscitare in me una reazione? Allora è chiaro che se questo secondo assunto fosse dimostrato, e ahimè molto spesso lo è dimostrato, perché i filtri relazionali, perché i luoghi della discussione, perché i convegni patinati non permettono quasi mai di far emergere la verità più profonda, allora la reazione che ne determinano è una reazione finta. Io avevo bisogno di verità, ecco, queste serate mi sono servite per questo. Definire quale partita giocare e fissare le regole, investire di più sulle potenzialità dei giovani, pianificare un territorio in modo da offrire occasioni di lavoro e competenze per poterle accogliere. Non è che dobbiamo abituare i giovani al fatto che avere opinioni significa che si hanno opinioni significative per tutti. Intanto ho un'opinione, cioè ho diritto al pensiero e alla parola. Di essere presente, ma non con chissà quale algoritmo matematico fantasioso, di essere presente nell'organizzare Migliori si diventa 2.0 l'anno prossimo, per dirla in maniera smart, di ricreare una sala piacevolissima come quella di stasera, in cui ci si può confrontare, in cui io ho avuto la fortuna di scambiare 4 bigliettini da visita, in cui poter ascoltare, intervenire e chiacchierare. Ci basta questo. Per attirare delle persone intelligenti, talentuose, colte, è necessario offrire occasioni di lavoro qualificate e quindi aumentare il contenuto di innovazione e di sviluppo delle nostre aziende. Quali suggestioni hanno posto sindacati, formatori, imprenditori, giovani e lavoratori? Come aggredire il commercio globale? Come fare cultura d'impresa? Come dare una formazione efficiente e dedicata? Quali opportunità ci sono per crescere e come valorizzare un brand locale? 7 appuntamenti, 7 province. Dobbiamo pensare che la risorsa umana ce la troveremo solitaria se non la andiamo a formare insieme fin da adesso, fin dal rapporto con gli adulti significativi e con la scuola, perché sappia lavorare insieme. E soprattutto dobbiamo pensare che il ragazzo di domani non ha un percorso formativo lineare, ma un percorso formativo con tante vie aperte, parallele, quindi gli dobbiamo insegnare a saper scegliere quale via vuole percorrere, non farsi scegliere dalle occasioni che gli capitano, altrimenti avremo programmato male le nostre risorse. La prima chiave del successo emersa è la risorsa umana, che deve essere valorizzata, formata e messa nelle condizioni di sentirsi tale. Pensare per il futuro significa pianificare, affrontare le emergenze, ma anche agire guardando al domani. Da decisore politico porto a casa la consapevolezza che abbiamo una straordinaria umanità fatta di voglia di intraprendere nel pubblico e nel privato, nel mondo del sindacato come in quello dell'accademia, nel mondo dell'impresa più spinta come in quella più tradizionale. C'è voglia di intraprendere, di mettersi in discussione, di continuare a vincere nuove sfide. In Regione stiamo dibattendo sul Veneto 2020, che poi è l'orizzonte europeo, ma dobbiamo guardare ancora oltre. Come persona, e quindi non come politico, come rappresentante delle istituzioni, come persona mi sono sentita attorniata da straordinarie persone.